Dalle sponde del Piave ai municipi di Voltago e Falcade, dal rifugio Costa Piana al Monte Garda fino alle porte di Palazzo Piloni, anche quest'anno tutta la provincia è stata illuminata dai fuochi autonomisti, 51 falò per la precisione, accesi lo scorso weekend a 7 anni dalla grande mobilitazione in difesa della provincia di Belluno. Promossa dal movimento BARD, Belluno Autonoma Dolomiti Regione, l'iniziativa ha messo un nuovo tassello alla battaglia per il riconoscimento dell'autonomia alla provincia di Belluno e al ritorno a un'istituzione provinciale eletta dai cittadini. Trasversali le adesioni arrivate anche dall'estero grazie al tantam mediatico dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Sono anni e anni di attese che sono sempre state deluse sulla necessità di valorizzare, di attuare la legge nazionale e la legge regionale che riconosce le prime forme di autonomia al nostro territorio. Intanto sono trascorsi 2 anni dal referendum veneto e provinciale per l'autonomia, entrambi con esito bulgaro. Da Belluno più volte è partito l'invito alla Regione di dare attuazione alla legge regionale 25, approvata e già dotata di decreti attuativi che darebbe sollievo al territorio. La provincia di Belluno merita l'autonomia, però è pur vero che noi dobbiamo essere chiari, non possiamo andare a dire ai cittadini che diamo le autonomie quando non abbiamo competenze e soprattutto risorse da dare. Ci diano l'autonomia come regione, dopodiché distribuiamo tutto il territorio. Belluno merita più degli altri l'autonomia perché vive in una condizione di disagio che è evidente a tutti. Intanto il BARD si muove anche sul fronte politico. Sabato il movimento ha partecipato alla convention padovana per il lancio del Partito dei Veneti. Il nostro modello di partito è quello popolare, moderato, europeista e territoriale, come l'ESVAUP, ha detto il presidente del movimento Andrea Bona.